Buongiorno, ben ritrovati. Un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Tragico incidente ieri sull'autostrada A4 all'altezza del casello di Latisana. È di 3 vittime il bilancio. Secondo una prima ricostruzione al vaglio degli organi di polizia, un'auto aveva appena sorpassato un mezzo pesante quando, girando improvvisamente lo svincolo, ha centrato la cuspide dello svincolo. La vettura è rimbalzata ed è stata centrata dallo stesso autoarticolato che procedeva nello stesso senso di marcia. Il veicolo leggero ha finito così la propria corsa contro il guardrail laterale. Lo schianto è venuto poco prima delle 20 in direzione Venezia. A perdere la vita Britta Kulp, una donna di nazionalità tedesca di 73 anni, seduta nei sedili posteriori della Hyundai. Il secondo passeggero posizionato sul sedile lato guida, Roberto Cartini, di 59 anni, nato a Treviso. Morto a poche ore dal suo ricovero anche il conducente di quell'auto, Giovanni D'Ascoli, 74enne, rianimato sul posto sanitario ma trasportato in ospedale in condizioni critiche. Tutti e tre risiedevano a Lignano. Sul posto, oltre al 118, i vigili del fuoco, il personale di Autovia Veneta, i soccorsi meccanici e la polizia stradale, che è riuscita a prendere i rilievi e a gestire il traffico senza dover chiudere il tratto autostradale. Abbiamo appreso del grave incidente occorso ieri sera e siamo rimasti sconvolti, ha dichiarato il sindaco di Lignano Sabbiadoro Luca Fanotto. Questa mattina poi ci siamo risvegliati con il dolore e l'incredulità per un incidente che non ha lasciato scampo a 3 lignanesi stimati. La comunità si stringe attorno alle famiglie colpite da un lutto grave e improvviso. Sono situazioni drammatiche che hanno bisogno del conforto di ognuno di noi. Roberto Cartini gestiva una rosticceria a Lignano Pineta, mentre Britta Kulp e Giovanni D'Ascoli gestivano fino a poco tempo fa un negozio di abbigliamento a Sabbiadoro. A ricordarli Alessandro Tollon, vicepresidente di Confcommercio. Siamo sconvolti per la notizia, dice al microfono di Davide Vicedomini. Alessandro Tollon, lei conosceva bene le 3 persone che hanno perso la vita a Latisana ieri sera? Purtroppo le conoscevo bene, una notizia tragica che ha sconvolto la comunità lignanese. Erano anche dei colleghi e li ricordo. Non ho adesso parole per descrivere il sentimento mio e il sentimento di tutta la comunità lignanese. In particolare Roberto Cartini era un amico del cuore, era in negozio da me qualche giorno fa. Ero a cena da lui il giorno prima della tragedia e in questo momento c'è una tristezza, una cupezza infinita. Era anche socio di Confcommercio. Era un socio di Confcommercio, un lavoratore instancabile, amava il suo lavoro, tant'è che cucinava anche per gli amici, c'era una persona vitale, intelligente, mite, e c'era amicizia con tutta la sua famiglia, con la moglie, grande amica Linda, e con le figlie. E veramente non ci sono parole. L'ho saputo ieri sera intorno alle 10 e sono rimasto sveglio tutta la notte e malissimo. Ho avvisato un altro amico che era con noi alla cena l'altro ieri e non abbiamo potuto fare altro che piangere. Grave incidente stradale questa mattina lungo la ex strada provinciale 21 a Rivate di Fiume Veneto. Un mezzo militare del reggimento Fanteria Belluno diretto a Udine è finito nel fosso. Le cause sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri. 2 militari occupanti sono rimasti gravemente feriti, entrambi sono stati ritrasportati a Udine. Usavano il gel igienizzante per appiccare roghi vicino a porte di abitazioni private e in luoghi di culto a Gorizia. Le immagini della videosorveglianza e alcune testimonianze hanno consentito di incastrare i responsabili. Si tratta di ragazzini, tutti con meno di 18 anni, che sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori di Trieste. Sono una decina gli episodi contestati nell'arco degli ultimi mesi. Gli episodi hanno suscitato grande preoccupazione tra i residenti.
precedenti. Il primo rogo risale al 20 dicembre, quando il fuoco è stato appiccato nel vano ascensore di un condominio di Viale 24 Maggio. Altri roghi hanno poi interessato tra l'altro le porte di abitazioni private, la chiesa di San Rocco, di Sant'Ignazio e quella del Duomo. La modalità d'azione è sempre la stessa. I ragazzini cospargevano le superfici con del liquido infiammabile e appiccavano il fuoco. Subito sono partite le indagini per individuare i responsabili. Analizzando e raffrontando le immagini tratte da impianti di video riprese e alcune utili testimonianze, la squadra mobile della questura di Gorizia è risalita agli autori dei primi episodi, recuperavano il gel igienizzante per appiccare il fuoco in vari luoghi del comune. Sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale, che sono giunti allo stesso risultato dei colleghi. I genitori dei ragazzi convocati in questura sono stati invitati a un'attenta vigilanza affinché non accadano più episodi del genere. Il direttivo regionale di Coldiretti lancia l'allarme. C'è il rischio di chiusura di aziende zootecniche per il rincaro dei costi di produzione del latte. Questa mattina confronto a Udine con l'assessore regionale alle politiche agricole Stefano Zanier. Il vero problema è che il prezzo che viene riconosciuto alle imprese al momento della vendita del latte del grano non riesce a pareggiare quelli che sono i costi di produzione del bene primario. È evidente che la bilancia e lo scompenso energetico con questo aumento di costi che vede triplicare in alcuni casi le bollette non consente assolutamente alle imprese di riuscire a mantenersi in condizione di continuare la loro attività. Ma è anche altrettanto evidente che c'è la necessità di un tavolo come quelli che si stanno organizzando a livello nazionale, perché questa materia è una materia che coinvolge l'intero Paese ed è una materia dove c'è la necessità che l'intera filiera si faccia carico di riuscire a garantire la prosecuzione delle aziende. Certo, a fronte dei provvedimenti che dovrebbero arrivare per intervenire proprio nel calmierare questi prezzi, c'è una grande attesa. È altrettanto evidente che se la filiera riuscirà finalmente a ridistribuire i giusti ricavi per tutte le varie singole fasi della filiera stessa, ci sarà anche un aumento dei prezzi a quello che saranno nel momento dell'esercizio commerciale, perché è indubbio che questa condizione è una condizione che altrimenti farà solamente chiudere le nostre imprese e non avere in alcuni casi nemmeno la disponibilità dei prodotti, perché la situazione è generalizzata non solo a livello italiano ma anche in altri stati inizia a segnare pesantemente il passo. Un nuovo sciopero nazionale, questa volta di 24 ore, previsto per venerdì 25 febbraio e coinvolgerà il trasporto pubblico locale su gomma, mettendo a rischio tratte locali e extraurbane. A proclamarlo unitariamente 5 sigle sindacali tra le più rappresentative d'Italia: FIL CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, FAISA CISAL e UGL Autoferrotranvieri. Lo sciopero è stato indetto per rivendicare il diritto al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e il miglioramento delle condizioni lavorative sia normative che salariali. Molto probabili disagi che vivranno passeggeri e pendolari. Maxi chiusura nel weekend dell'autostrada A4 nei tratti compresi tra lo svincolo di San Stino di Livenza e Latisana in direzione Trieste e tra lo svincolo di Latisana e il nodo di Portogruaro in direzione Venezia. Nel corso della notte tra sabato 19 e domenica 20 febbraio verranno raccordati i vecchi tratti autostradali con i nuovi sedimi all'altezza del nodo di Portogruaro. Al termine di questo intervento, a partire da domenica alle 12, i mezzi provenienti da Venezia e diretti a Trieste viaggeranno per più di 7 km sui nuovi tratti appena realizzati. I veicoli continueranno comunque sempre a viaggiare su 2 corsie a partire dalle 20 di sabato 19 fino alle 12 domenica 20. Chi transiterà in direzione Trieste dovrà uscire allo svincolo di San Stino di Livenza con possibilità di rientro allo svincolo di Latisana. Chi viaggerà in direzione Venezia dovrà uscire a Latisana e potrà rientrare al nodo di Portogruaro. Il traffico proveniente dalla 28 e diretto a Trieste potrà uscire allo svincolo di Portogruaro, utilizzare itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria e rientrare sulla 4 lo svincolo di Latisana. Cercasi urgentemente gestori per la casa albergo di Osoppo. Attualmente su 80 posti disponibili ospita 15 persone e c'è il rischio che chiuda definitivamente perché il personale non riceve lo stipendio da dicembre del 2021 e non ci sono soldi per pagare le bollette. Non c'è pace per gli anziani che risiedono alla casa albergo di Osoppo, una struttura di proprietà comunale gestita dal 2008 da una cooperativa di Arezzo. Un grido d'allarme arrivato alla redazione di Telefriuli riguarda sia la possibilità che a breve tutti gli ospiti siano trasferiti altrove, che le mancate retribuzioni da dicembre del 2021 di chi si occupa dell'assistenza agli anziani.
È una vicenda particolarmente complessa, di difficile soluzione, spiega il sindaco di Osopo Luigino Bottoni, ricordando l'arresto dei vertici della cooperativa avvenuto nell'estate del 2020 e il successivo blocco dei conti correnti disposti dalla Procura di Arezzo. Gli amministratori subentrati non sono riusciti a sistemare la situazione. Recentemente l'azienda sanitaria, dopo aver effettuato un controllo alla struttura, ha deciso di spostare 17 anziani perché non sono più autosufficienti. Il ruolo della casa albergo di Osopo è di ospitare persone in grado di badare a se stesse. Attualmente ve ne risiedono 15 per una capienza di 80 posti. Stiamo cercando in tutte le maniere possibili, ma al momento senza alcun risultato, un soggetto che subentri nella gestione del servizio, commenta Bottoni, sottolineando che c'è la possibilità che la struttura chiuda, tanto più che con la pandemia è diventata inutile, visto che da 2 anni a questa parte non ci sono state richieste per entrarci. Uno splendido esemplare di lupo è stato avvistato ieri mattina fra i boschi nevati di Villa Santina in Carnia, a pochi metri dalla zona industriale del comune. Sono sempre più numerosi gli incontri ravvicinati tra uomo e lupo in regione. La specie infatti ha ricolonizzato dal 2013 le zone alpine come le prealpi pordenonesi, la Carnia, il Travisiano e marginalmente il Carso. Vive in branchi da 4-6 individui che occupano un territorio piuttosto ampio. Ricordiamo che per prevenire situazioni pericolose è fondamentale evitare alimentarli direttamente o lasciare resti di cibo o rifiuti organici presso abitazioni, baite o rifugi. È consigliato inoltre non avvicinarsi ai lupi e ai suoi cuccioli. Con una foto e un messaggio su Instagram, Artus Tunesco Ibra Zico ha annunciato di essersi sottoposto a una operazione per il posizionamento di una protesi all'anca destra. L'intervento è perfettamente riuscito ed è stato eseguito a pochi giorni dal 69esimo compleanno che festeggerà il prossimo 3 marzo. Con l'innesto sono finalmente terminati i tormenti all'arto per l'ex asso brasiliano. Grazie a Dio è andato tutto bene, ha scritto l'ex numero 10 bianconero, ringraziando i tifosi per i numerosi messaggi di affetto e incoraggiamento. Andiamo avanti, liberi dal dolore, ha detto così Zico sui social. Noi siamo in chiusura, ma subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.